La comunità ebraica intanto è molto contenta di partecipare a questa iniziativa che ricorda una cittadina poi che abitava anche a Venezia proprio, perché Sara Rosenthal era di origine veneziana. E, io, intanto Conegliano è molto importante per la cultura ebraica in generale perché oltre alla storia sono rimasti il cimitero ebraico, che è uno dei più belli che io ho visto in giro. Ho girato tanti cimiteri come turista, tra cui anche quello così decantato di Praga, ma un cimitero così bello in collina, così è raro vederlo. E poi anche per esempio gli arredi del Tempio di Conegliano sono stati trasferiti a Gerusalemme nella sinagoga, che è tuttora in funzione. Io ho letto la storia di Sara Rosenthal e sì, quello dicevo anche prima nel mio intervento, quello che fa impressione non sono tanto le figure dei malvagi, diciamo per professione, i fascisti, i nazisti che hanno hanno strappato la signora dalla casa di riposo, ma anche soprattutto tutti coloro che per un motivo o per l'altro non hanno alzato un dito per fare qualcosa, perché se si legge, c'è un libretto edito dall'Istituto per lo Studio della Resistenza di Treviso, in cui è raccontata la storia di Sara e dalla quale si evince che molti sono stati coloro che così non hanno fatto nulla, si sono voltati dall'altra parte, perché quello che è il problema secondo me è che queste pietre d'inciampo devono anche far riflettere sulla situazione attuale, che per quanto riguarda per esempio l'antisemitismo è molto così drammatica, perché la scorsa settimana è uscito un report del Centro di Documentazione Ebraico Contemporanea di Milano che riporta come gli atti di antisemitismo, non solo online ma anche fisici, sono molto aumentati, e quello che mi spaventa è il fatto che poche persone agiscono per controbatterlo, perché sarebbe importante che nel loro piccolo tutti coloro che hanno a cuore la giustizia, la democrazia, facessero per quello che è loro possibile qualcosa per controbattere l'antisemitismo che è ritornato a livelli molto elevati.